L'export UE di carni suine e loro derivati è aumentato in volume, ma ancor più in valore, nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. L'UE è il principale esportatore mondiale di carni fresche, refrigerate o congelate. 776.000 tonnellate ne sono state esportate nei primi 3 mesi del 2020, per quasi 2 miliardi e mezzo di dollari. I ricavi all'export sono di conseguenza aumentati del 27%, passando da 2,92 dollari al chilo nel primo trimestre 2019 a 3,18 dollari al chilo nel 2020. Ma com'è possibile che, sebbene quasi tutti i player abbiano ridotto gli acquisti dall'Unione Europea, l'export di questa voce sia aumentata del 26% in quantità e del 60% in valore? Questo aumento è dovuto alla Cina, che ha raddoppiato le importazioni di carni fresche, refrigerate o congelate dall'Unione Europea, acquistando peraltro a prezzi superiori del 56,7%. Il principale driver di questo acquisto è stata l'epidemia di African Swine Fever, che ha coinvolto il paese nel terzo trimestre 2018 e fino ad oggi ha causato la morte o l'abbattimento di oltre 1.200.000 capi. Il trend è confermato in marzo, ultimo mese disponibile nei dati, quando la Cina è arrivata ad assorbire il 69% delle esportazioni UE di carni fresche, refrigerate o congelate. E le carni suine italiane sono presenti in Cina? Quali sono le performance del nostro export e del nostro import? Lo vediamo nel prossimo video. Arrivederci da Francesco Branchi e dal team di teseo.clal.it.